Di Pietro Mappello ai suoi studi di giurisprudenza. È ammissibile il ricorso sulla costituzionalità della legge elettorale perché quello è il primo scoglio? Sul piano sostanziale, io sono un sostanzialista e mi accusavano quando facevo il pubblico ministero di essere troppo sostanzialista, però ritengo che la Costituzione o ha un senso se ha un valore sostanziale o non ha alcun senso se formalmente si dice che siamo un paese fondato sul lavoro, siamo un paese in cui c'è la democrazia effettiva, siamo un paese in cui i cittadini possono esprimere le loro idee, possono indicare e individuare chi sta in Parlamento o meno, o altrimenti non siamo in una democrazia. Orbene, questa legge elettorale non dà alcuna possibilità al cittadino di poter indicare chi mandare in Parlamento e soprattutto chi mandare a casa. Addirittura è previsto che uno può prendere il 25%, il 30% di consenso e prendere il 54-55% di eletti. In una situazione di questo genere a me pare che ci siano tutti gli elementi per una incostituzionalità sostanziale. Si tratta adesso di vedere se la Corte Costituzionale ancora anch'essa si copra diciamo così, di un formalismo come sta succedendo in Parlamento, perché l'ultima cosa che sta successa in Parlamento è quello che è successo ieri al Senato con il Presidente Grasso che dice passa alla Camera. Tanto se va alla Camera deve tornare al Senato, la verità è molto semplice, l'hanno voluta al Senato. Un'aula che non è in grado di assumersi le proprie responsabilità, ma che ci sta a fare qua? È una sconfitta di per sé dello Stato. Posso dire che anche quello che Antonio Di Pietro ha messo su carta con un referendum. Questo non c'è dubbio. Vorrei ricordare che noi dell'Italia dei Valori abbiamo raccolto 1.200.000 firme per cambiare questa legge elettorale, che siccome è caduto il governo non si è potuto fare il referendum, ma quel 1.200.000 persone che hanno firmato hanno diritto ad avere una risposta. Ecco, una delle cose più ingiuste che ci sta è quando si raccoglie le firme per un referendum. Questa ha il quorum necessario e semplicemente perché cade il Parlamento non si può fare il referendum. Questa è un'altra delle ingiustizie che noi dell'Italia dei Valori abbiamo fatto tanti errori, però mi si consentirà l'acqua pubblica, la legge elettorale, il lavoro, eccetera. Abbiamo fatto un grosso lavoro di protesta civile attraverso i referendum. Ci auguriamo che questa parte di lavoro almeno ci venga riconosciuto. Pietro, al netto che la deroga al 138 non c'è più, Brunetta ha chiuso la partita ieri, ha detto noi la quarta lettura. Ma si può fare lo stesso? Sul piano... Si può fare lo stesso. Col vecchio 138? Assolutamente. Tant'è che fra l'altro il referendum confermativo c'è nel vecchio 138 e nell'eventuale nuovo. Anzi, certo. Di Pietro, la vedevo che non era troppo... No, sul piano prettamente tecnico, voglio dire, il discorso di lei non fa una grinza. Il problema di fondo è che, ma davvero pensiamo che questo governo e questo Parlamento, conciato com'è, scusate il termine alla Di Pietrese, abbia forza, spazio, tempo per occuparsi di una riforma così ampia della Costituzione, da eliminare una Camera, da rivoltare come un calzino l'intera struttura della Costituzione. Si finirebbe per parlare mentre la gente muore di fame. Io credo che la cosa migliore sia in questo momento, in un'estrema necessità, fare una legge elettorale, in modo che siamo già pronti. Se vediamo che il governo non riesce ad andare avanti, non riesce a dare delle risposte, e fino a questo momento non le ha date delle risposte, la colpa principale è stata proprio perché Berlusconi ha occupato il Parlamento per farsi gli affari suoi. Quindi io sotto questo aspetto, questo chiarimento che è stato fatto all'interno del centrodestra, io lo vedo positivamente, lo dico, questo forse è una sorpresa per Naccarato, ma io lo vedo positivamente, perché torno a ripetere, lì c'era un signore che si metteva sempre di traverso perché ha bisogno di sistemare i suoi affari e quindi ha bisogno di mettere sempre al primo posto le sue ragioni. Adesso che si sono finalmente liberati, emendati di questo pezzo che gli stava dietro, di questi che lo bloccava, non hanno più scuse. Quindi io mi auguro che si assuma responsabilità. Ma comunque sia, visto che finora tutto questo non è avvenuto, noi mettiamoci una legge elettorale, perché altrimenti c'è sempre la scusa. Non c'è la legge elettorale, non c'è la legge elettorale e intanto il cittadino rimane col cielo in mano. Allora, fatto pure rima questa, viste che roba. Allora, la legge elettorale qual è? A mio avviso, piuttosto che niente è meglio il Mattarellum, perché comunque sia garantisce per 2/3 la possibilità all'elettore di farsi una scelta. Se potessi scegliere io, lo sceglierei in un modo molto semplice, la chiamano la francese di qua di là, spiego alle casalinghe mie amiche, visto che pure io faccio pane prosciutto tutte le mattine. Allora, che cosa voglio dire?
630 sono i parlamentari, 630 siano i collegi, ognuno si vuole candidare, si candida in quel suo collegio, dov'è che si candida, dov'è che lo conoscono, se c'è uno che prende il 51% al primo turno va in Parlamento. Se non prendono il 51%, i primi due, o quelli che hanno superato il 12, il 15%, deciderà il Parlamento, questo lascia loro, si fanno al secondo turno in modo che venga eletta la persona, non il simbolo, perché col simbolo l'Italia dei Valori, che è un grande partito, ha eletto Razzi e Scilipoti. Capisci che stupidaggine che ho fatto? Allora, in un'ottica di questo genere, se io potessi dare la possibilità ai cittadini di scegliere, il cittadino sceglierebbe l'uomo dell'Italia dei Valori in quel territorio, se ne vale la pena, altrimenti dice, ma fammi il piacere. Al di là delle battute dell'ultimo minuto, poi per l'amore di Dio, in Bulgaria possono fare pure una legge ad hoc, lui che è bravo a farsi la legge ad hoc, se ne fa uno pure lì, visto che c'è qualche Berlusconi pure da quelle parti, quindi voglio dire mai con Berlusconi, però con tutto, voglio dire, so bene la forza mediatica, politica, comunicazionale che ha Berlusconi, eccetera, eccetera, ma gli uomini passano. Il tempo passa per tutti, diceva il mio amico Pier Camillo Davigo, avessimo arrestato il tempo che passa serviva a qualcosa. E voglio dire, Naccarato quando parla di nuovo centrodestra parla della struttura, il modo di essere e di pensare della vecchia democrazia cristiana che resiste sempre. Questi già stanno pensando al futuro e a oltre Berlusconi. Per cui il vero motivo per cui si sono divisi lo sanno nel loro intimo e nel loro animo. Io mi auguro dai cittadini che porti un risultato. In questo senso che io adesso ritengo che ha fatto un passo importante il Capo dello Stato quando ha detto si torni in Parlamento a votare, prima di votare il Presidente Letta presenti un programma, perché avere i numeri non basta, che io ho qualche voto in più in Parlamento per avere una maggioranza numerica, non serve a niente se non risolvi i problemi. Allora, quello che dobbiamo affrontare in questo momento, per esempio, tutti e due hanno detto dobbiamo riformare la giustizia. Come? Dobbiamo riformare le istituzioni. Come? Noi vogliamo sapere, i cittadini, cosa e come vogliono fare, perché se si fa solo a discutere è inutile che stanno lì con 4 numeri in più soltanto per scaltare la poltrona, meglio andare a votare subito. In questo senso noi dell'Italia dei Valori, e rispondo anche all'altra domanda, noi dell'Italia dei Valori che alle prossime europee andremo da soli, io mi candiderò, ho già aperto il mio sito per cercare altre 72-70 candidature nella società civile, perché l'Italia dei Valori stavolta li vuole far sapere prima ai cittadini chi candida, in modo che ci danno una mano a evitare di sbagliare come l'altra volta, cioè voglio dire, una volta va bene, 2 volte sei recidivo, ti mandano pure non in galera ma a casa. Io già mi ci hanno mandato in prova ai servizi sociali a casa, quindi non vorrei tornarci una volta, vorrei tornare in Parlamento. Però l'impegno è in un sistema bipolare, in questo senso. Io domenica vado a votare le primarie. Ma lei va a votare le primarie? Io vado a votare le primarie, per quale ragione? Io non voto il segretario in sé. Io vado a votare nel mio Molise, vado a votare il candidato Frattura, ma rispetterò qualsiasi delle 3 candidature, perché a me parlano 3 persone che comunque rappresentano facce nuove nella democrazia cristiana. Facce nuove, anche se c'è qualche democrazia. C'hai sempre la democrazia cristiana in testa, ma sai che mio padre lo so. Non aveva mai una lira in tasca, aveva però 2 tessere, perché glielo davano insieme. Lui aveva la tessera e il coltivatore diretto. Quando andava a ritirarlo, chissà perché gliene davano 2, pure quelle della democrazia cristiana. Per cui, da quando avevo 5 anni che la vedo, lo so. Ma per l'amor di Dio, al netto di qualche salvolima di turno, voglio dire, comunque sia, lì dentro ci sono stata Moro, ci sono state Mattarelli, sono state anche persone tu che sei hanno un vecchio democratico cristiano di formazione. Democratico sì, cristiano vado a messa ogni tanto, ma come ogni cristiano pecco e mi pento. Però, visto che ci ha detto che va a votare... Tradotto questo, cosa voglio dire? Voglio dire, la ragione. Io credo che il Partito Democratico abbia fatto una scelta intelligente nel dire alle primarie ci vadano i cittadini, non basta che ci vadano solo gli iscritti, ci vadano i cittadini, perché alle primarie dobbiamo individuare chi deve coordinare in un sistema bipolare la coalizione di centrosinistra. Bene, io personalmente sono dell'idea che ci dobbiamo impegnare a individuare una nostra, dal basso, attraverso la partecipazione alle primarie, sia un impegno di coalizione, e in questo senso l'Italia dei Valori, che ha già fatto il grillismo prima di Grillo, con tutto il rispetto di Grillo, ha già fatto le proteste, dopo 3 girotondi ci hanno mandato a terra, anzi a casa, vuole fare qualcosa in più, vuole contribuire a ricostruire una coalizione di centrosinistra e ricostruirla per cercare una proposta di governo e confrontarsi con una coalizione di centrodestra, al netto di Berlusconi, perché di una destra europea ne abbiamo bisogno anche in Italia, non è che non ne abbiamo bisogno,
e lasciare scegliere ai cittadini. Io personalmente, quindi, mi candido alle prossime europee per rilanciare un'Italia dei valori senza il nome di Pietro, ma un'Italia dei valori che rilanci legalità e solidarietà all'interno di un centrosinistra che troppo spesso ha fatto il democristiano a maniera. Posso farle la domanda successiva? Va a votare domenica? Io glielo chiedo, Ma poi ci magari mancherebbe, non. ma Per chi io non mi vota? sono avvalso Il cittadino Antonio Di Pietro, per non chi mi sono vota? mai avvalso da facoltà di non rispondere. Perfetto, il cittadino Antonio Di Pietro per chi vota? Renzi, Il cittadino Civati imputato oppure no? Antonio Di Pietro in politica. Molte delle persone davanti a lei se ne sono avvalse a suo tempo. Abbiamo tempo, sì. Allora, ripeto, io vado a votare in Molise dove il delegato all'Assemblea nazionale si chiama Paolo Frattura. Quindi e Paolo Frattura è anche presidente della regione Molise ed è presidente della regione Molise insieme all'Italia dei Valori. E l'Italia dei Valori è una delle forze fondamentali che regge la sua coalizione. Io non posso che stare con lui perché rappresenta appunto quella coalizione che io sto appoggiando, quella leadership che io sto appoggiando. Paolo Frattura a sua volta appoggia Renzi e quindi come tale in quell'area noi ci stiamo riconoscendo. Però voglio lanciare in questo momento un messaggio molto importante. Ci sono gli altri due candidati, Cooperlo e Civati. Io ritengo che siano due candidati di estremissima qualità, tanto è vero che ci sono dei circoli dell'Italia dei Valori a Milazzo e da altre parti che andranno a votare scegliendo altri candidati. Io l'appello che faccio agli elettori, ai cittadini, chi si vuole riconoscere in quest'area vada a votare, scelga secondo coscienza e secondo quello che gli piace di più. Io ho fatto questa scelta, ma non impongo queste scelte ad altri. L'interessante però è che siamo noi che ci riappropriamo della politica e andiamo a fare una scelta di campo. Io, qualunque sarà il risultato, cercherò di costruire come Italia dei Valori un'alleanza di governo e non solo di protesta, perché ripeto, la protesta che ho già fatto arrivando al 10% serve per essere un punto di riferimento della rabbia dei cittadini. Ma la rabbia dei cittadini fra poco sfascia le vetrine e incendia le macchine se non gli diamo una risposta. E quindi la gente lo Lasciamo valuterà a in Berlusconi quanto fare tale. il grillo della giornata, però torno a ripetere, io credo che questo governo non ha più alibi, quindi o da subito fa qualcosa o meglio andare a votare, quindi la legge elettorale è importante. Io l'invito che ho fatto questa mattina e ho detto, ci sono dei passaggi importanti, mi auguro che la consulta questa mattina metta un punto fermo e non rinvia anch'essa, perché nell'immaginario collettivo finirebbe per apparire come nei 14-15 cause che ha la consulta. Ce n'è anche un paio mie, perché io ho procedimenti. Antonio, scusa, Posso ma dire, Renzi che dalla causa 3 alla 12 sono tutte uguali perché sono conflitti Stato-Regioni e quindi verranno trattate insieme. Però quello che io dico, domenica è un passaggio importante. Quando io ho parlato di Civati, Cooperlo e Renzi, ho detto sono comunque tre figure nuove in un'area di centrosinistra che io che appartengo a un altro partito e rivendico la presenza di Italia Valori, a cui ho tolto anche il mio nome per spersonalizzarla, mai come in questo momento noi dobbiamo dare forza alla partecipazione popolare. Io personalmente ci vado, invito gli altri ad andarci, invito il centrodestra a fare altrettanto per cambiare le facce e noi fare i padri nobili della situazione. Perché a quel centrodestra, io a quegli italiani che votano centrodestra li rispetto. Però voglio dire, una volta, due, tre, ma come fate a non capire che Berlusconi in sé vi ha malato di berlusconite? Cioè questa idea che si deve utilizzare le istituzioni per farsi gli affari propri e voi che gli andate appresso e lo votate, questa idea di salire sui pullman che vi pagano il panino e vi danno la 50 euro di argente poche, questa idea di battere le mani senza rendersi conto perché, ma perché togliersi il cervello? Io questo che non capisco, a me non preoccupa il Berlusconi in sé, preoccupa la malattia, l'infiammazione di berlusconite che è diventata cronica e sta rovinando l'Italia. Arrivo anche dall'accarato, però arrivo subito, senatore. In questo senso hanno avuto un atto di coraggio questi qua. Ha preso il non è mai troppo tardi, mi auguro che in questo centrodestra possa nascere, per intanto alle prossime europee, ripeto, fate le vostre scelte, ma andate a votare e comunque si faccia una legge elettorale.